Siamo giunti alla quinta corsa, sono 8 femmine di 3 anni al via, prova per non vincitrici di 16.000 euro nella carriera, 1660 metri da percorrere. Per queste 8 femmine 1 Camelia Griff, Igor Guasti, 2 Chloé Risaia, TRGF, Carmine Piscuoglio, 3 Corina Jet, Nando Pisacane, 4 Chiara Letizia, Roberto Vecchione, 5 Coco Chanel, VP dell'Annunziata, 6 Chanel delle Selve, Francesco Pettinari, in seconda fila 7 Caution AS, Marco Stefani, 8 Clan Rio. Lorenzo Baldi, favorita quota fissa è Coco Chanel nei confronti di Chiara Letizia, poi Corina Jet, la terza forza del campo. Autostart che accelera e partono con velocissima Chanel delle Selve dal 6 che cerca di scavalcare Coco Chanel e Corina Jet. Corina Jet in bocca alla prima curva in vantaggio nei confronti di Chiara Letizia che si mette alla corda. Insiste all'esterno Coco Chanel che va a chiedere strada a Corina che per il momento ribatte. Primi 200 metri passati in 14,8, insiste Coco Chanel e con spesa passa a condurre. Coco Chanel in vantaggio nei confronti di Corina Jet, quindi Chiara Letizia. Chanel delle Selve che si è sistemata quarta dopo aver tentato il lancio. Ancora Camelia Griff a precedere Clan Rio, quindi Chloé Risaia TRGF. Primo quarto in 29,3 e i 600 che vengono passati dalla leader in 45,6 con una frazione comoda. In 16,3 per la curva di sinistra davanti alle tribune. Coco Chanel guida a ritmo che ora si è fatto blando, anche se la spesa iniziale è stata importante. Viene via all'esterno Caution AS che risale il gruppo e dopo 800 metri in 1,1,3 raggiunge Chanel delle Selve. Sbaglia Coco Chanel e rimane così davanti Corina Jet. Chiara Letizia prova a spostare all'esterno in anticipo su Caution AS, quindi ancora Chanel delle Selve, il chilometro passato in 1,17,9. Chiara Letizia si ributta alla corda visto che ora è seconda e non terza perché non c'è più Coco Chanel. A largo Caution AS, in pariglia Clan Rio che prova a venire in terza ruota a 500 metri dalla conclusione, la dritta di là passata in 15,1. Corina Jet in vantaggio, Chiara Letizia all'esterno, Chanel delle Selve che guadagna di dentro, poi Caution AS che scende in corda. Ancora Clan Rio, la piegata conclusiva con Corina Jet che si difende alla corda e Chiara Letizia che attacca all'esterno. Chanel delle Selve che aspetta l'open stretch, 14,8 per la piegata conclusiva. Insiste Chiara Letizia, l'attacco di Corina Jet che si difende in testa. Corina in vantaggio, attacca Chiara Letizia passa nei confronti di Corina Jet. Al terzo posto Chanel delle Selve. 29,2 la chiusa, 1,16 il ragguaglio cronometrico per il successo di Chiara Letizia, Roberto Vecchione, il Team Elert e la scuderia My Horse, il successo della figlia di Varenne che in percorso alla corda, all'attesa, sposta gli ultimi 500 metri dall'attacco decisivo nella finale a Corina Jet e la piega di giustezza sul palo, successo di Roberto Vecchione e Chiara Letizia alla quinta dall'Arcoveggio.